minuto di ritardo, iniziamo. Buonasera a tutti. Ultimo incontro dedicato all'ascolto dei dischi vinile della musica tradizionale sarda. Qualcuno sa che la settimana scorsa abbiamo fatto qualche variazione, comunque diciamo che 4 sono dedicati ai quattro gruppi principali del canto sardo. Quindi abbiamo fatto il canto a tenore, il canto dedicato alla Taja, al coro di Agius, la serata dedicata ai cori di scuola nuorese, poi quello delle divagazioni sulle curiosità sulla Sardegna, e quest'ultimo incontro invece è dedicato al canto tradizionale a chitarra. Credo che oggi ascolteremo solo canto, voce e chitarra, quindi non ci avventuriamo nella parte più recente di questo tipo di canto tradizionale, che vede la presenza importante della fisarmonica. Quindi diciamo che abbiamo un canto tradizionale a chitarra molto tradizionale, un po' indietro negli anni, però mi sembra che sia quello che ci piace di più alla fine. Sicuramente. Se lo dobbiamo dire già da subito. Da subito, sì. Da subito non sì. Però... La mia introduzione non vuole entrare nel merito dei canti, ma è un piccolo resoconto di quello che è stato il lavoro e le pubblicazioni della casa discografica Nuraghe, fondata da Mario Cervo negli anni 60. Per la precisione venne fondata insieme ad Astromari, che comunque aveva dato il suo input, comunque in quanto protagonista della musica leggera di quegli anni, aveva dato il suo input alla partenza di questa iniziativa, e insieme a Paolino De Gortes, che era un collega di nostro padre, che aveva avviato questa attività. I due poi si sono, insomma, l'attività invece poi è stata proseguita da Mario Cervo, che l'ha portata avanti fino agli anni 80, alla metà degli anni 80. Nel corso di questa attività la Nuraghe ha prodotto una cinquantina di 45 giri, dedicati inizialmente alla musica leggera e poi alla musica tradizionale, in particolare canto a chitarra e canto a tenore. Quindi una cinquantina di 45 giri, alcuni LP e una decina di musicassette. La Nuraghe è stata la prima casa discografica sarda. È vero che prima c'erano state incisioni a partire dagli anni 20, insomma, dei 78 giri, e poi anche negli anni 60 di altre case dedicate alla musica sarda, ma erano sempre di case discografiche che non erano sarde e non avevano sede in Sardegna. Quindi la Nuraghe possiamo definirla assolutamente come la prima casa discografica. Era una piccola iniziativa imprenditoriale che si svolgeva anche in casa, con la collaborazione dei figli piccoli. Se volete vi racconto il piccolo aneddoto che ci vedeva incaricati dell'imbustaggio dei dischi. Quindi arrivavano i dischi nelle loro scatole. Torno un attimo indietro e vi dico che i dischi della Nuraghe, soprattutto quelli tutta la prima serie, sono stati incisi alla RCA, che allora ancora è una delle case discografiche più importanti al mondo, e aveva degli studi di registrazione a Roma. Quindi una delle caratteristiche dei dischi Nuraghe era sicuramente una qualità di registrazione e anche di incisione al di sopra della media di quello che c'era in giro all'epoca. Quindi vi dicevo, arrivavano i dischi in scatole lo so perché ormai sono anziano e quindi mi ricordo tutte le cose degli anni passati. Arrivavano i dischi in scatole da 25 dentro le buste bianche, noi li toglievamo dalle buste bianche e li mettevamo nelle buste quelle definitive, quelle che andavano in commercio. Il lavoro era, anche se era minorile, era retribuito. La nostra paghetta derivava da questa collaborazione. Quindi piccolo aneddoto sulla Nuraghe, e vi faccio vedere alcune delle rarità della Nuraghe, perché questi sono veramente pezzi unici.
Quindi abbiamo detto che le registrazioni venivano effettuate alla RCA a Roma. Queste sono le bobine professionali fatte alla RCA, dove ci sono dietro tutte le caratteristiche, eventualmente ci sono anche le varie versioni, perché magari una versione, un canto non andava bene e veniva ripetuto, quindi ci sono tutte le varie fasi di questa registrazione. Però una cosa particolare di queste registrazioni è che sono tutte fatte buone alla prima, quindi non ci sono la numero 1, il chuck numero 1, numero 2, è sempre buona la prima. Queste sono le bobine di 4 dischi, ci sono 8 canzoni, non ce ne sono altre fatte di prova, diciamo. D'altronde stiamo parlando di cantadores che all'epoca andavano per la maggiore, parliamo di Cicchedu Mannoni, parliamo di Mario Scano, parliamo di Soggiu, di Pintus, quindi erano senz'altro dei grandi professionisti che riuscivano a realizzare degli ottimi prodotti. Quindi qua c'è la bobina. Tra l'altro qua noi abbiamo conservato tutto, qua ci sono tutte le lettere fatte all'RCA durante in sala di registrazione, gli appunti che riguardavano le registrazioni. Questa è una bobina. Questa è una bobina. Noi abbiamo ovviamente catalogato e digitalizzato, quindi è tutto ascoltabile su computer. Anche perché le bobine sono soggette a smagnetizzarsi. Ma qui è venuta anche Whitney Houston. Magari! Perché io canto Whitney Houston. Allora ti ingaggiamo. Bravissima. Brava. Va bene, quindi sono soggetti a smagnetizzarsi, quindi le abbiamo salvate e cose. Subito dopo la bobina veniva il disco, l'incisione veniva trasferita in un altro supporto che veniva chiamato il master. Questo è il primo disco che veniva prodotto, quindi questo è un disco pezzo unico che veniva inciso con un apposito macchinario questo è un disco che può essere anche ascoltabile in un giradischi, anche qua potremo anche ascoltarlo, però essendo un pezzo unico evitiamo di consumarlo. Dopo dal master invece veniva prodotto un altro supporto sempre metallico che è questo. Questa è la matrice. La matrice è lo stesso supporto del master, però al contrario, è come un timbro, diciamo. Questo serviva per imprimere, questo veniva messo su una macchina e veniva messo in mezzo, ci andava il vinile e quindi questa macchina pressava il vinile che poi veniva lavorato, rifinito e serviva per produrre queste sono le matrici, sono incise, quindi se uno va a leggere delle scritte che ci sono qua sono tutte scritte al contrario e quindi questo non è ascoltabile. In bianco e nero, sai? È in bianco e nero. In negativo anche, per essere più esatto. Ultima cosa che vi propongo io è un nostro suggerimento che abbiamo mandato al nostro amico che oggi ci illustrerà questa serata. È una raccolta di poesie dei poeti terranovesi. È un libro che aveva scritto il maestro Francesco De Rosa, che era all'epoca un noto personaggio della cultura, oltre che maestro, e che quindi era conosciuto in quanto ha formato decine di scolari di quell'epoca. Era un personaggio molto attivo nella cultura, partecipava quindi a diverse iniziative e alla fine, cioè nel 1901, ha deciso di raccogliere tutte le poesie, tutte quelle che conoscevano, dei poeti terranovesi, che quindi fino allora erano solo di tradizione orale, mentre il maestro Francesco De Rosa, nostro noto Mastro Ziccu, le ha raccolte in questo libro che si intitola appunto Poeti terranovesi. All'interno
fra queste poesie ce n'è una che quando venne incisa da Francesco Soggiu diventò molto famosa e si intitolava Bene Meuluia. Era una canzone che il poeta Sebastiano Solinas, noto Zozzò, aveva scritto in morte della moglie Sebastiana Vesara, e quindi da questo venne incisa questa canzone, che non è una canzone che rispetta i canoni della tradizione, ma è una canzone folk incisa con voce e chitarra, e che all'epoca ebbe un discreto successo. Quindi questo è un libro importante perché è riuscito comunque a trasmettere, a farci conoscere ancora, soprattutto per quanto riguarda il modo di scrivere e l'uso della lingua che c'era alla fine dell'Ottocento, il libro del 1901. Quanto ho parlato? 10 minuti. Va bene, non vi lascio adesso la parola e gli strumenti a Salvatore Carboni, che ci accompagnerà nella scoperta di questi dischi, e vi auguro una buona sera. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Io sono particolarmente felice di essere qua stasera perché mi posso occupare delle cose che mi piacciono e per tutto il resto c'è Mastercard, ma questo non apprezzo. Ho raccolto volentieri il suggerimento che è venuto da Ottavio per quanto riguardava un primo ascolto, intanto per l'originalità del pezzo che andremo a sentire. Lui ha sottolineato giustamente che è un brano dal punto di vista della struttura musicale fuori canone, nel senso che non fa parte di quella dozzina 10-12 forme di espressione normale del canto a chitarra che si può sentire sul palco o nelle registrazioni. Fu sostanzialmente una invenzione basata su quel testo. Quindi in un certo modo mi viene in mente quello che abbiamo avuto occasione di dire qualche mese fa a Ozieri, a un convegno su Maria Teresa Cao, che è stata giustamente definita la prima cantautrice sarda, perché tra le cose tradizionali che faceva c'erano anche alcune che erano di sua invenzione. Beh, in questo caso è successo qualcosa di simile, perché un testo, sia pure conosciuto di questo poeta, è stato musicato in un modo estemporaneo. Quindi Giovanni Scano alla chitarra e Giovanni Soggiu, che era un cantautore di Perfugas, che però poi è vissuto prevalentemente a Tempio, che ho avuto occasione di ascoltare anche dal vivo negli anni 70 a Cagliari, una voce molto particolare, molto interessante, nonostante non sia mai stato considerato uno tra i grandissimi, dei top, però aveva un timbro di voce che io ho sempre trovato molto seducente, molto sarda, molto sarda. E dicevo, quindi i due hanno creato, hanno assemblato questa cosa che è stata giustamente definita poi nell'etichetta canzone folk, perché non la si poteva classificare in altro modo. Uno schema musicale molto semplice, un'alternanza di accordi di do, sol, settima, un po' come succede con la filognana, come succede per la piaghesa, qualcosa di simile, però poi con una risoluzione a re che poi, ad eccezione di un solo canto in tutto il canone che abbiamo, è quello che normalmente si fa sempre all'interno del canone del canto a chitarra. E viene fuori questo canto semplice, accattivante, facilmente orecchiabile, però anche molto seducente, tanto perché è seducente il testo, perché è molto commovente il testo. E poi questo modo di interpretarlo e di inventarlo, e infatti rimase un unicum, perché non ascolterete mai nient'altro di simile, non è entrato nel canone della gara, nessuno l'ha proposto, è rimasta un'interpretazione così a sé stante. Non è che si possa dire che sia il primo caso in assoluto, perché queste operazioni qua, anche in anni precedenti, le faceva anche qualcun altro, però erano delle cose molto rare. Il cantautore che più si avvicina a queste cose, a parte dei Lunas, quindi stiamo parlando del periodo tra le due guerre, chi ha fatto qualcosa di simile, inventando moduli che ormai non si cantano più, fu Giovanni Cuccuro di Usini. Giovanni Cuccuro è stato in effetti l'unico che anche lui ha inserito ogni tanto nella nostra discografia delle cose molto originali. Invece all'interno della produzione Nuraghe questo è il caso più eclatante. Come diceva Ottavio prima, i brani che vi proponiamo stasera, considerate che, dato che la storia del canto a chitarra dei poco più di 100 anni che conosciamo, 100-120 anni che conosciamo, ha visto una evoluzione estetica molto pronunciata, esistono tanti modi di cantare a chitarra, pur avendo una base comune.
I brani che vi proponiamo stasera, da un lato perché abbiamo quelle nostre forme di preferenza che non nascondiamo, per la musica molto strumentale e per tutto ciò che è stato fatto prima dell'introduzione della fisarmonica, ma anche perché, dovendo valorizzare il lavoro della casa discografica dell'etichetta creata da loro padre, dovevamo per forza di cose focalizzarli in un periodo, in un decennio, più o meno intorno agli anni 60, anno più, anno meno, anche qualcosa poi anche negli anni 70, però questo è stato il periodo più fecondo, perché Cervo riuscì a convincere dei grandissimi artisti a incidere, cosa che non era assolutamente scontata per loro, e oggi se abbiamo questi gioielli lo dobbiamo proprio a quell'insistenza, a quella perseveranza, a quella tenacia di convincere questi personaggi a entrare in sala di incisione, che non era semplice, non è mai stato semplice con gli artisti popolari. Se vi guardate intorno, uscite dalla Sardegna, guardate cosa è successo nel mondo del flamenco, nel mondo del fado, nel mondo di alcune altre musiche mediterranee che hanno qualche caratteristica di parentela con noi. Vedrete che questi episodi sono molto frequenti. È successo con grandi cantanti di fado che hanno dovuto sudare 7 camici i produttori per convincerli a incidere. C'è molta letteratura su questa cosa qua. E quindi i brani sono concentrati in questo periodo. Sono armonicamente molto interessanti da ascoltare perché la qualità dell'incisione, come diceva giustamente Ottavio prima, è molto elevata rispetto agli standard medi delle incisioni della musica sarda. Si sente benissimo, c'è una dinamica, la chitarra è registrata in un modo magistrale, tant'è vero che tra i chitarristi sardi, quando si parla di Giovanni Scano, qualsiasi cosa un chitarrista odierno pensi di lui dal punto di vista tecnico, può essere un fan sfegatato di Merella e quindi pensare che confrontarlo con Scano non vada bene, ci sono 1000 diatribe, però tutta una cosa che tutti gli hanno sempre riconosciuto è il tocco. Aveva un tocco sulla chitarra che era splendido, pesante, potente, vorrei dire quasi rozzo per alcuni aspetti, ma un suono devastante che, siccome la chitarra lì non c'è per fare non c'è per fare altri tipi di effetti, ma serve a tirare fuori la voce da quel signore che deve cantare, da quella signora che deve cantare. Ecco, la chitarra di Giovanni Scano da quel punto di vista era quanto di meglio un cantautore possa desiderare, quindi lo sentirete adesso proprio dal suono. Ascoltiamo. La facciamo sentire, sì. Fragellata mia, e tenda gli occhi subito canta, i savizzindia, piena di tempesta ad ogni mano, bene me un'unghia, non fa e tanti usa bestiano, sovrano signore, non posso resistere su dolore. Io si testa, ma rintraia sanno e per un lupinia si intempesta, gusta il dolore manno, per il slume su via duresta, onesti in ogni cosa, cumpliti su trattare amorosa. S'amore dai come la povera di un pro di grazia mia, sa Pedro al Messadomo, a che mi fa che compagnia, molte gustosi insomma, di che la giunta dai vizi mia, agonia sugrada, bene un via uesentava. Oh, è da sa solte che non mi chiesi mai questo gioco, cambiato ere molte, cantare che io in ciampo solo, parosa mala solte, brutta sopra ti e speri un uomo, il te c'ho in su coro, che non ti dovi un menate ora. Cosa non teni e da sì che la giunta i savizzini dale, giuntasi la pisetta, i sumi sul fiore a sedale, o e non mi paetta, tu sa stanta vaga caritale, lacrima de
so io che il caccolumba mia e non la voglio. Sa cozza e salvizza chi l'hai appesata più che tu ha tramutato chizza da esistente su coro e niente e chi è di giustizia come no al più su paedo su caste giunte rutto via che da lugia e che na brutto. Desagna sa spena sa su coro ande ferita preconto sa campagna e mi risponde chi non la naida ne so batto scompagna a nappiru che tu e vaga vita a ferita cutrele che fino a su recate mi repele. Come te currisari a suventu mi spino un ispirare e fidi in vano su medicamento solamente di fatto che il caccolumba mia e non la gatta. A Lugia e Sara sto che negare su coppetto sa mala sorte nara non la che più sui staghi e tu ma cada vessa gara come no a scarigno e ne affetto obrene tu importuno e molte no pa me per uno. Ah già chi solo rado un'altra una volta battiare lui aveva lasciato appena sa su coro a non contare montere cambiato ne ara mia e sarassare e andare gheria baste campari su un rubia su delicato vizzo vita crisato desta maladia dottor su malturizzo il suffragio de s'anima visia samame il subizzo assente da pan fatto compagnia chi sia si sa gloria l'obrata appesa pra me sa vittoria. Ecco qua. Come avete sentito lo schema musicale era semplicissimo, una sorta di tarantella non apparentabile con niente del canone riconosciuto del canto a chitarra, però è un divertissement, una cosa comunque orecchiabile che in effetti fece un buon successo all'epoca, per questa ragione. Poi è chiaro che un palato un pochino più raffinato, più abituato ad altri livelli e altri tipi di esecuzione del canto sardo potrebbe trovarlo anche relativamente troppo semplice, poco stimolante, ma questa cosa succede sempre, le gerarchie ci sono e dureranno quanto dura il canto a chitarra. Adesso il secondo ascolto che vi vogliamo proporre riguarda un altro cantautore che si chiama Giovanni Pintus, che è morto recentemente da qualche anno, che era del 1925, però e quindi in realtà aveva solamente un anno della triade benemerita Cavizza, Cuveddu e Virdis, che erano nati nel 24. Però è un cantautore che ha conservato una freschezza fino agli ultimi anni che lo faceva apparire molto più giovane, sembra che avesse 10 anni in meno. Mi chiama mai. Mi chiama, scusate, non mi chiama mai nessuno. Ora guarda quanti testimoni. Saranno che ti chiamano. Voglio prendere la luce. Ed è particolarmente interessante da ascoltare perché è un cantautore, io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Cioè, intanto prima di essere magari un po' sottovalutato dagli altri, si sottovalutava da solo, sbagliando secondo me. La vera chiave di lettura di Giovanni Pintus non è tanto il fatto che si sottovalutasse, in realtà lo sapeva di essere bravo, è che era talmente versatile e talmente portato alla musica in tutte le sue espressioni che lui aveva un'altra grandissima passione, oltre alla chitarra, cioè cantare a concordo. E se avesse dovuto fare il gioco della torre,
e scegliere tra andare una sera a cantare con Curto o andare a cantare a chitarra, avrebbe scelto di andare a cantare con Curto, nonostante fosse talmente bravo anche a chitarra. Per il resto, a parte le battute, era un cantatore completo, poteva cantare qualsiasi cosa, una persona tra l'altro squisita anche dal punto di vista caratteriale, estremamente stimata dai colleghi, insomma, che ha lasciato un bellissimo ricordo nella vita. E lui di Castelsardo era, assieme a Salvatore Virdis, era l'altro cantatore di Castelsardo. In genere si percepisce come il cantatore di Castelsardo per eccellenza è considerato Salvatore Virdis, però insomma poi chi è addentro, chi ha avuto modo di ascoltarli, gli stessi loro, lo stesso Virdis con cui io ho avuto occasione di parlare parecchie volte, era un cantatore assolutamente stimato, considerato di eccellente valore da qualsiasi altro collega. Adesso lo ascoltiamo in un canto che sono anni che non ascolto neanche io, penso che sia un re, vero? Sì, un re. Sempre con Giovanni Scano alla chitarra. Funziona? Bella Samore
sono un sacco di cose da dire su questo, anche se il tempo è tiranno, però 2 o 3 cosine perché voglio far notare. Perché è importante questo tipo di canto in re come è stato eseguito? Allora, intanto ricordiamolo, anche se tanto non siamo mezzo musicologi che poi mi crocifiggerebbero, mi direbbero ci ricordi sempre le stesse cose. Ricordiamo sempre che si chiama canto in re perché la postura delle mani del chitarrista sul braccio della chitarra è in un accordo che normalmente nella standard tuning della chitarra internazionale verrebbe definito di re, ma come nota, se noi dobbiamo sentire questa nota qua e andiamo a cercarlo sulla tastiera, non è un re, in questo caso è un la bemolle, perché la chitarra sarda è accordata mediamente una quarta o una quinta sotto l'accordatura di una chitarra normale. Senza entrare troppo in tecnicismi, fate il conto che ogni corda, bene o male, fa il suono della corda che nella chitarra normale la precede in altezza, la precede sopra. Quindi se noi prendiamo il suono della quarta corda, che dovrebbe essere un re in una chitarra normale, in realtà in una serata di cantachitarra potrebbe fare un la bemolle, un la diesis se qualcuno vuole esagerare, meglio ancora un sol, come succedeva nelle gare degli anni 50. Questo è un la bemolle. È interessante notare che tutte le incisioni, sia con alla chitarra Giovanni Scano, sia alla chitarra Adolfo Merella, sono realizzate, le incisioni dell'anulare di questi anni, sono fatte con la chitarra in la bemolle, perché sia Mario Scano che Cicchedo Mannoni in sede di incisione preferivano quella tonalità. Una tonalità che è un po' più bassa di quella che siamo abituati a sentire adesso, dove si suona accompagnata alla fisarmonica e lì non c'è da scappare, non ci si può collocare a metà tra due mezzi toni, bisogna suonare accordati sullo strumento temperato e sullo strumento tastato. Qua invece si è liberi e si è collocati su questo la bemolle. Ricordate questa cosa della bemolle, perché è importante quel canto? Perché nella terza e quarta voce Giovanni Quinto ci ha fatto sentire una classica ode a sottieresa, che è quella voce che anziché cominciare con la tonica, cioè con la nota con cui si canta normalmente, parte direttamente col settimo grado rispetto a quella con cui si conclude il canto, con cui si conclude la frase. Quindi è praticamente un'ottava completa. Il settimo grado è molto, nel caso del re ce ne andiamo a finire al do. Quindi questa è la caratteristica del canto in re sottieresa. Poi da solo alla fine ha fatto una modulazione, quindi ha fatto un canto in re do perché è sceso di un tono e su quello ha costruito tutta un'altra frase musicale che è quella della fine. E in quella frase musicale della fine avrete notato che l'ultimissima frase, che ha cantato un pochino più svelto, è quello che normalmente se si stesse cantando a chitarra in compagnia ci si divide tra cantadores, la famosa bogevurada, quella in cui le sillabe vengono frazionate e i cantadores, 2 o 3 che siano, sempre dispari perché altrimenti non si riesce a quadrare lo scambio delle voci, eseguono piccoli pezzi, piccole sillabe della frase musicale completa. Lui ovviamente, siccome stava cantando da solo, l'ha dovuta realizzare da solo, però era la solita voce bogevurada, solo che l'ha fatta con se stesso, non c'era una collega a dargli una mano. Queste sono le 3 piccole cose più importanti che volevo farvi notare. Il prossimo ascolto, Cicchedo Mannoni. E di Cicchedo Mannoni ascoltiamo uno straclassico, cioè un brano per cui lui è diventato famoso. Ne aveva anche di altre ragioni Mannoni per diventare famoso, però se un timbro glielo dobbiamo mettere, questo brano qua è sicuramente quello che lo ha reso identificabile. Poi vi racconto un po' meglio qualcosa delle discussioni che si trascinano da decenni sulla invenzione presunta o reale di questo brano. Si tratta di un canto alla Corsicana. Qui alla chitarra c'è Adolfo Merella, però si sente già la differenza. Il tocco è completamente diverso, lo sentite? Se tu ti va giù, la continua la maniera, signorini come te, una gattunia carriera, e signorini come te, una gattunia carriera.
sera e siamo nobili che la soddisfa una sera. Bene. Ci sarebbe, solo su questo ci sarebbe da parlare per tutta la serata. Vi do solo 2 o 3 flash. Allora, questo canto, quando è arrivato sulle gare, quindi verso gli anni 50, perché Mannoni sostiene di averlo creato, e poi scopriamo che aveva ragione, anche se è stato criticatissimo per questo, intorno al 45-46, quando sentendo cantare dei corsicani, dei corsi, lui ritenne che quel modo di cantare, quell'esordio, notare che è l'unico canto sardo che è in tonalità minore, tutti gli altri sono in tonalità maggiore, questo è l'unico canto sardo che è in tonalità minore, ed è una dimostrazione in più della sua provenienza esterna, diciamo, in qualche modo. Però i corsicani cantano veramente così, perché poi praticando la Corsica, praticando gli amici corsi, si scopre che c'è una grande tradizione. Tra le tante tradizioni musicali che hanno, cantano davvero così. Quindi Mannoni sostenne di averlo sostanzialmente copiato da loro. E negli ambienti più dei puristi del canto a chitarra non è che venne accolto molto bene dall'inizio. Oggi c'è qualcuno che storce il naso. La generazione del mio padre, per esempio, che pure, a cui pure piaceva, però avevano un pregiudizio molto diffuso. Poi che dipendesse dal fatto che uno voleva cangiarsi più intenditore di quanto non fosse in realtà, o che ci avessi riflettuto veramente tanto, che avesse delle motivazioni di carattere musicologico. Fatto sta che c'era un po' di puzzetta sotto il naso, cioè è un canto leggero, è quasi come musica leggera, tutto sommato. Però il Biaghiada, perché hanno cominciato a cantarlo molto? Perché colmava un vuoto, perché era la risposta belcantistica a un buco belcantistico che c'era nel canto a chitarra, perché il canto a chitarra, con questa sua forma metà tonale, metà modale, quindi metà tra la musica antica e la musica moderna, mancava di questo aspetto un pochino più orecchiabile, più semplice, quindi che si prestava anche all'utilizzo di questi testi, perché questi si canta con testi settenari, a differenza del canto in re, per esempio, che si canta con gli ottonari, o di altri canti che si canta con gli endecasillabi, quindi aveva anche una sua esigenza di carattere metrico. Però c'era questo pregiudizio, fatto sta che però comunque il canto piano piano si è affermato, perché nelle piazze piaceva, perché la gente lo chiedeva, perché allora c'era un grande afflusso di pubblico. Stiamo parlando di una Sardegna, voi ricordatevi sempre di che Sardegna stiamo parlando, una Sardegna che è appena uscita dalla guerra, dove il livello dell'economia, del benessere, soprattutto nelle società rurali, era quello che era, quindi c'è un fior di letteratura su questa cosa qua. E quindi sotto i palchi di questo periodo non c'era quel poco che è rimasto oggi, quindi va sempre contestualizzato in questo senso. Quindi l'arrivo di questi stili musicali lasciò un po' perplessi. Poi naturalmente nelle decenni di anni successivi gli esperti competenti, studiosi, musicologi, appassionati si sono azzuffati per decidere se aveva ragione Mannoni a sostenere che la corsicana l'aveva inventata lui copiando questo tipo di canto, o se aveva ragione invece Francesco Cuvillo di Bulsi, grandissimo cantatore, che aveva dichiarato a un musicologo e chitarrista italiano molto famoso, che è ancora vivo, che ha scritto un bellissimo libro, il primo libro bello sul canto a chitarra che è stato scritto, che si chiama Andrea Carpi, un chitarrista romano. Vi parlo di un chitarrista dell'entourage del folk studio, cioè dove si sono formati De Gregori, Venditti e persone artisti di questo livello. E Carpi nel redare il suo libro intervistò Cuvillo e Cuvillo gli disse: no, ma la corsicana noi l'abbiamo copiata da delle canzoni di Tino Rossi. Tino Rossi era un famoso tenore, un tenore leggero corso, che aveva inciso tantissimo tra le due guerre. E quindi lì sono stati decenni di baruffe per decidere se aveva ragione uno o l'altro. Oggi, con quello che abbiamo potuto riflettere, ascoltare, meditare, possiamo dire che non c'era motivo di azzuffarsi, perché avevano ragione sia l'uno che l'altro. Perché la frase di Mannoni è relativa a questa forma semplice della corsicana. Cuvillo invece parlava delle varianti, e cioè del canto della Rustaggia, che è un testo particolare di una prolusione
di un curato rispetto alle sorti di una falce, anzi di una rompola in quel caso, e per le altre varianti come quella di Nananna, eccetera. Cioè la corsicana ha prodotto 3 o 4 varianti che vengono cantate abitualmente. Quelle, se uno si vuole divertire, va su internet, cerca su YouTube Tino Rossi e a furia di frugare si trova che ci sono tutte le incisioni di Tino Rossi che lo schema musicale della Nostalgia lo ha inciso già nel 1933-34. Quindi nei periodi in cui noi avevamo le incisioni magari di De Lunas oppure di De Sol, Cosso e Porquedu. Quindi i presupposti di fatto ci sono. Ecco perché non aveva torto Cubedu a sostenere che c'era un'imitazione di Tino Rossi. E non aveva neanche torto Mannoni però a dire che lo schema base della corsicana, così come lo cantano ancora gli amici corsi, è sostanzialmente questo. Quindi basta andarci un po' a fondo, poi le cose si capiscono e si evitano anche diatribe che sono anche abbastanza inutili. E il tocco di Merella qua ve l'ho fatto notare prima, considerate quanto sia addolcito rispetto al tocco che sentivate prima di Giovanni Scano, bello quanto si vuole, ma qui c'è una raffinatezza chitarristica e tecnica indiscutibile. E considerate anche una cosa, che Merella, il riff della corsicana, quella frasetta per introdurla, non la fa dove uno se lo potrebbe aspettare sentendo la chitarra così ariosa che respira. Voi chiedete a un chitarrista in quale punto del braccio della chitarra gli vengono le note più morbide, più ariose, più ricche di armonici, vi dirà in basso, no? Cioè più vicino alla capotasto. No, Merella questa cosa la fa dal quinto tasto in più. Quindi dove la chitarra tende inevitabilmente, qualsiasi chitarra sia, a essere un pochino più sorda, un pochino meno armonica, eppure tira fuori questo suono che voi avete sentito, ed è al quinto tasto. Quindi già da lì, se uno ha un orecchio un po' raffinato, capisce quant'era la grandezza di questo chitarrista. Adesso ascoltiamo sempre Mannoni. Sì, ecco, un altro canto, molto interessante. Rullato, sentite. Ogni nota c'ha Vila, 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 gnana, tugnano vinuna giura. Imparandi a vignora, na fina viluenella, na fina viluenella. Ancora lista di carabinieri e imparati a fila. Se tu non s'affila d'ori e istantanea cuiua, istantanea
questo non è un canto conosciutissimo. Il fatto che Mannoni gli abbia messo come titolo Fila Fila Filugnana ha generato nel tempo anche molti equivoci. In realtà questo canto con la Filugnana, di cui poi possiamo parlare, non ci azzecca nulla, perché questa come canto, come schema musicale, in realtà è una gramina d'orza. Ci sono le prove per questo. Però ci sono anche le prove di registrazioni anche amatoriali che dimostrano come gli stessi cantatori su questa cosa ci giocassero. Per esempio noi abbiamo una registrazione amatoriale di Mannoni che giochicchia di Merella che giochicchia con la chitarra. Mannoni gli chiede di introdurre un canto come questo e Merella glielo presenta appena diverso e quello quasi lo ripete, dice no, sono una gramina d'orza, perché voleva questo, cioè voleva questo arpeggio molto frullato. Tra l'altro c'è una raffinatezza di tocco di Merella che fa paura, nel senso che sembra un tan 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 tan, in realtà non è così, perché se non voi lo mettete su un computer e guardate la forma d'onda di questo segnale, vedrete che ognuna delle corde ha una intensità diversa, quindi c'è una raffinatezza di tocco che gli toglie quel piatto, perché alla fine un arpeggio di un accordo fatto di 3 note, al massimo ce ne mette una quarta, e il rischio che venga piatto, toccandole tutte, poi ricominciando e poi toccandole tutte e così via, è presente. Invece con Merella non succede, perché c'è la raffinatezza del tocco che fa sì che ogni nota parli per conto suo, anche nella intensità che ha. Dal punto di vista invece del contenuto terminologico, anche questa è un'occasione interessante per riflettere su come a volte si ingenerano delle leggende o delle cose poco chiare, perché che questa sia una gramina d'orza non c'è dubbio. In questa forma qua però è inventata da questi due marpioni di Merella e di Mannoni, perché se voi andate a casa della mia cara amica Teresa Pirrighetto, che è seduta lì, che ci ascolta, Marpione, che mi ha fatto piacere oggi, e vedete a un tempiese come si canta la gramina d'orza, mica ve la canta così. Se voi foste andate negli anni 60 avreste incontrato una signora che era degli anni 20 più o meno, si chiamava Maria Moltinesi, che per fortuna ci ha lasciato qualche registrazione fatta dai musicologi negli anni 60, ma non solo lei, perché poi ci sono gli amici di Tempio che conosciamo adesso, che conoscono perfettamente il suo schema musicale. La gramina d'orza come canto non nasce né con questi accordi e né con questa relativa semplicità. Semplicità si fa per dire, però tenete conto che un'altra caratteristica che emerge subito è che, a differenza, così come vi ho fatto notare che la corsicana è l'unico canto in tonalità minore in tutto il canovaccio del canto a chitarra, che è sempre rigorosamente in tonalità maggiore, così questo è l'unico canto, forma di canto, grazie anche all'invenzione di questi signori. Quindi parlo di questa registrazione, non della gramina d'orza in assoluto, ma di questa registrazione. È l'unica registrazione che poi è diventata canone, perché oggi i cantatori questi, quando la voce li sostiene, se la chitarra non è molto alta, se la gherrano anche a cantarla. Faticano un po', perché di Mannoni ne nasce uno ogni 100 anni, però se la cantano. Siccome è un attacco molto alto, richiede anche una risposta vocale molto, molto importante. Cioè la parte alta del registro deve essere coperta, altrimenti non riesce a prendere quella nota di attacco. E la particolarità è che loro hanno strutturata in modo, complice Merella, che praticamente di tutto l'arpeggio è Do, Sol settima, Do, Sol settima. Poi c'è un fraseggio che Merella segue nota per nota, se ci avete fatto caso anche nel canto precedente, anche nella corsicana, qui si sente moltissimo. Ogni singola nota del melisma, della scala ascendente o discendente, soprattutto discendente, che Mannoni tocca, Merella glielo fa sentire sulla quarta corda, proprio la quarta corda della chitarra fa tum 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 tum, puntuale su ogni nota del cantatore, un accompagnamento nota per nota, non nota contro nota come dice qualcuno, perché nota contro nota significherebbe contrappunto, quindi note differenti, nota per nota è una prerogativa del miglior Merella di questo periodo. La bellezza e la stranezza è che apre così, Do, Sol settima, Do, Sol settima. Uno si aspetterebbe che finisse in Re, come in effetti finisce, se la chiediamo a un tempiese anche oggi. No, questi la chiudono in Do di nuovo, cioè gli propone una dominante del Do, che in questo caso è Si bemolle, e la richiude. Infatti, se avete fatto caso, la nota di chiusura è esattamente la stessa su cui vi sta cantando. La fa molto variata, la fa diventare bella, perché sale in casa del diavolo per scendere, e quindi ti fa sentire tutta la melodia della discendenza. Però in effetti strutturalmente è un canto molto semplice.
Ma questa non è la versione, diciamo, storicamente consolidata e filologicamente originale della Carmina d'Orgia, perché la Carmina d'Orgia è un canto più complicato, che ha 3 modulazioni dentro, cioè 3 cambiamenti di tonalità. Quindi oggi un tempiese ce la canterebbe, ce la cantava la Multiedi, la cantano chi conosce tutta la storia del canto. Intanto partirebbero con una posizione di Mi e La, che sembrerebbe strana, però la suonano con Mi e La, gli stessi accordi del Mi e La bosano, come inizio. Però dopo questa alternanza Mi e La, modulano in Do. Modulare vuol dire, in termini musicali, vuol dire cambiare tonalità. Quindi abbiamo questo primo passaggio. La prima frase la fanno in Mi e La, poi modulano in Do. Ovviamente il Do, la dominante, è il Sol settimo, esattamente come qua, quindi si fanno un giretto lì, poi rimodulano in Fa, quindi un altro grado ancora, siamo già alla seconda modulazione. Questo Fa poi, spostandosi di un tono su, lo portano sul Sol. A quel punto il Sol è il trampolino di lancio per chiudere in Re, perché è il quarto grado di quando si canta in Re, quindi diventa Sol, La o la settima, Re. Quindi un canto complicato dove si devono gestire 3 passaggi di tonalità. Loro invece ne hanno creato una bomboniera, una cosina piccola, semplice, altrettanto fascinosa, però non impegnativa come in tutti questi passaggi. Quindi agli orecchi di un tempiese questa è una versione semplificata del San Carmina d'Orgia, però la continua a chiamare così. Infatti anche le decisioni amatoriali di cui vi parlavo prima, Marella con Mannoni si scambiano le battute e la continuano a chiamare Carmina d'Orgia. Lui andava bene questa qua, andava bene anche perché con la chitarra e la bemolle, e per quanto lui fosse dotato, saliva molto in alto. Non è un canto semplicissimo da fare. Se voi lo chiedete a un cantatore di oggi, soprattutto adesso che hanno queste idee un po' balzane di portare la chitarra là o la diesis, non lo so, partire da quel grado molto alto, sì, Franceschino De Muro non avrebbe problemi probabilmente, e forse neanche Emanuele Bazzoni, però insomma, non è facile da gestire per nessun cantatore. Adesso cosa ascoltiamo? Torniamo al sardo. Adesso torniamo a Mario Scano. Al sardo torniamo. Torniamo al sardo. Perché prima eravamo in tempiesi, eravamo all'Isaldi. All'Isaldi.
questo è la sublimazione della melodia, la quintessenza del canto da serenata, perché questo nasce per far affacciare la ragazza. Se la ragazza non si affaccia con Mario Scanu, potete andare via perché non si affaccia anche. Questo è, non ci sono altre strade. È uno dei più bei canti in re che abbia inciso Mario Scanu. Non modula, lo fa tutto a re, lo fa tutto a boghe retta, come dicevano loro, proprio la classica voce di serenata. E si sente tutta la maestria di Mario Scanu, come le aveva chiamate nelle note di locandina il padre, le sue famose girate e calate, sì, per cui era inconfondibile e per cui era considerato uno dei top assoluti. Poi, siccome la passione per il canto sardo è fatta di tifoserie, di talebani e di gente che non conosce mezze misure, quando incontrate un fan di Mario Scanu non provate a convincerlo che non fosse il più grande cantatore di tutti i tempi, perché è fiato sprecato e ne ha ben ragione, però in ogni caso sappiate che è uno dei cantatori che ha proprio creato più tifoserie e più appassionati convinti che non fosse possibile eguagliarlo, eccetera. Noi magari io la penso in modo un pochino più morbido, penso che ci siano stati tantissimi altri cantadores, che ognuno abbia dato il meglio, che ogni epoca vada valutata per conto suo, che così come non si possono confrontare Maradona e Pelé, non si possono confrontare i cantadores di oggi con quelli di questo periodo, o almeno non in modo così competitivo e alternativo come normalmente si è portati a fare in un paese di interisti contro milanisti, alfisti contro lancisti e così via. Non funziona così nel canto a chitarra, anzi la ricchezza, la diversità è quella che ne crea il vero valore. Però insomma è sicuramente uno degli esempi di canto il re e di canto di serenata più belli che siano stati mai incisi. Andiamo avanti perché sennò qua duriamo troppo. Qui no, la chitarra che qua ne l'avevo ovviamente. Siamo sul lato canto. Anche questo è un canto per despertar, però in un altro modo.
considerate più famose che siano mai state incise. Durante gli anni della loro carriera l'avrebbero legato con le catene prima di farla andare via se non avesse cantato questa, anche se magari per fare dispetto prima poteva cantarne un'altra, o Mamma è sconsolata o altri testi in voga all'epoca. Questo è un canto, un pezzo di un testo di Petraluttu, da Idolari Spiganti, è la riedizione alla Marioscanu di un'incisione famosa degli anni 30, perché questa stessa Disperata era stata già incisa da quello che in qualche modo può essere considerato il maestro di Marioscanu, e cioè di Eugenio Cossu. Quindi la versione di Eugenio Cossu era già mitizzata, già allora. Immaginate il coraggio e anche, posso dire, anche la presunzione, cioè l'autostima di provare a confrontarsi con un mostro del genere. Non è più successo. Se voi riguardate la storia delle Disesperatas che sono state incise, ogni cantatore ne ha una, no? Famosa. Cavizza cantava quella della bambina abbandonata. Cubedu cantava Mamma è sconsolata, poi cantavano anche le altre, però quello era il loro brand, no? E quella la gente gliela chiedeva poco da fare. E Marioscanu non poteva andare via senza cantare Tu di Lumari, nonostante avesse il precedente di Eugenio Cossu, che invece non si è mai più ripetuto, nel senso che nessuno si azzarda oggi a incidere una Disperata che era un brand di Leonardo Cavizza, che era un brand di Cubedu, men che mai a incidere Sa Rosa Distinta di Giuseppe Pugedu, per esempio, che è considerata uno dei top al massimo livello, perché ci vuole coraggio. E poi soprattutto bisogna avere le doti canore di questo signore. Lui se lo poteva permettere di incidere la cosa più bella che aveva, una delle cose più belle che aveva fatto il suo maestro che peraltro quando veniva interrogato, Eugenio Cossu non era uno che sprecava parole, era un signore molto misurato, molto a modo, e quando veniva interrogato sulle gerarchie all'interno dei cantatori diceva Tizio è bravo, Caio è bravissimo, Semproni è più bravo ancora, ma quando Mario è in forma, che Mario sia in forma, non vi date a nessuno. Questo era, ed era una sentenza, perché se l'aveva detto Eugenio Cossu vuol dire che non si poteva appellare questo giudizio, e quindi lui invece ha avuto il coraggio di incidere con questo successo quello che era la bandiera del suo maestro, quindi anche quello è un merito. Adesso siamo a Sempre Marioscanu. no? Ah sì, Marioscanu, sì, il retro dello stesso disco. Sì. Adesso ascoltiamo una nuoresa, perché? Perché fino adesso in una serata riuscire a far entrare tutte le forme di canto senza svilire troppo quelle più importanti, quelle che si ascoltano di più, era difficile, quindi di alcune ne abbiamo fatto solo un assaggio, un ascolto, perché altrimenti porterebbe via tutta la serata. Questa è sempre Marioscanu con una Disperata, con una canto alla nuoresa, anzi a San Nuaresa, come diceva lui. Lo diceva Nuaresa, diceva Nuaresa, e l'hanno anche scritto nell'etichetta. Contra
Oh. Questa nuoresa è particolarmente bella e ci consente anche di ricordare una cosa che spesso è un po' misconosciuta, un po' sottaciuta. È un canto, avete visto la struttura come è completamente differente, non si muove in battute esattamente come si muovono gli altri canti, si muove sul ritmo di 3/4, che è lo stesso dei valzer sostanzialmente, no? Ta, ta. E nella struttura sua originaria è una sorta di nenia e questa gli ha lasciato una specie di marchio in qualche modo, che in qualche modo la svilisce spesso nei circoli degli appassionati, nelle discussioni, nelle pratiche, cosa che invece non merita, perché come ci ha dimostrato Maria Scano adesso nella seconda parte, quando ha fatto la modulazione a Do e quindi ha chiuso tutta la nuoresa modulando sul Do e tenendo il Do, cioè un altro tono come centrale, per ritornare poi al Re per chiuderla. E ha dimostrato, e nei decenni successivi, le incisioni discografiche, gli ascolti anche amatoriali, ci hanno dimostrato che è un canto tra quelli del canone, tra quelli che si sono più evoluti, nel senso che hanno introdotto numerosi tipi di passaggi e di modulazioni aggiuntive. Questo ha fatto sì che la nuoresa, da questo aspetto di nenietta da vecchina che sta lì col fuso, che canta questo intervallo semplicissimo, no? Con questo tempo ternario, in realtà poi nelle mani dei cantatori professionisti è diventato un canto completo che contende al Re il primato di, al canto in Re intendo, contende al Re il primato di essere il canto alla fine preferibile da tutti. Perché? Perché lascia la massima libertà interpretativa all'interprete. Quindi se nel Re si possono immaginare decine di voci diverse a seconda della bravura del cantatore, la nuoresa non può raggiungere i livelli del canto in Re, questo è indubbio, per una questione anche di limiti tecnici e di scala musicale su cui si muove, perché è quella del fa. Però dopo il canto in Re, a mio modo personale, a mio avviso, è il canto che si è evoluto molto di più e che oggi nelle mani e nelle voci dei cantatori più bravi esprime una varietà interpretativa che gli altri canti non riescono ad avere. Questa è una cosa che va riconosciuta a questo canto. Ovviamente io sto parlando dei cantadores di livello alto, anche attuali, grandi cantadores di adesso possono infilare, soprattutto quando iniziano la parte in Re e in Do, oppure quando se la giocano anche lì scambiandosi le voci, possono sfornare una quantità di interpretazioni e di singole cellule musicali ricchissima, cosa che in un canto tutto sommato così di approccio iniziale è semplice, che è anche uno semplice da imparare a cantare, cioè se uno ha un minimo di voce, la nuoresa è una delle prime cosettine che può imparare a cantare dignitosamente, non certamente un canto in Re, quindi va bene anche come palestra, però poi bisogna vedere quando si sale di livello quanto può diventare impegnativa e quanti spazi di invenzione possa lasciare. Questo gli va riconosciuto. Adesso siamo a... adesso scendiamo un pochino più diciamo nel più gradevole, nel più orecchiabile, dai. Singolare bellezza, mi filmo a macumere, due giorni di via delle impudere, su centro sa Sardegna, a piare in podere, due giorni Sardegna, peosa ferrovia, cappata del coro a te, columba mia,
abbiamo inserito, perché nei limiti di tempo che avevamo a disposizione, almeno un accenno ai Mutos bisognava farlo, e quindi nella miriade di scelte, bellissimi di Mario Scano, bellissimi di Giovanni Soggiu o di Giovanni Pintus, abbiamo scelto questo, perché c'erano entrambe le modalità da farli sentire. Il primo era un muto lungo, con la prova continua, la stessa doppia narrazione di tutti i muti normali, e l'ultimo invece era il mutetto classico, canzone fatta in settenari, e che è basata tutta sempre su una doppia narrazione, cioè io ho una terzina e un'altra terzina. La prima terzina racconta una storia o comunque descrive qualcosa, la seconda terzina si incastra per rime ma ne racconta un'altra magari completamente diversa. Sono rarissimi mutos dove c'è coerenza di significato, e sono molto belli, tra l'altro molto apprezzabili, tra la narrazione della prima terzina e la narrazione della seconda terzina che è incastrata. Qualche rara volta questo giochetto i cantadores lo fanno anche con le quartine, cioè ci sono mutos in quartine, quelli che fregano i chitarristi in genere, perché quando arriva alla sesta ripetizione 3+3 pensano che il cantatore vada direttamente in fa per chiudere, invece quello lo frega perché c'è ancora un altro distico da cantare. Se ascoltate qualche volta qualche registrazione amatoriale potrete trovare, anche in quella che ti ho dato c'è Figos che ogni tanto questo scherzetto lo fa. E sono molto interessanti perché il mutu, su mutu in generale, è una forma di poesia in canto che non è mica solo prerogativa del canto chitarra. I mutus ci sono in campidano, ci sono a tenore, ci sono in moltissime altre forme. Quindi di per sé lo schema è abbastanza conosciuto. Quello della chitarra è particolarmente bello perché c'è questa ritmicità molto particolare e questa vivacità del canto che ne fa un canto leggero, un canto allegro. Una volta si sarebbe detto un canto che magari piace più alle donne, oggi non lo possiamo più dire perché altrimenti ci sono gli organi di parità che ci fucilano subito. Quindi una volta avrebbero detto così. In realtà i mutos piacciono a tutti a parte le battute. Però l'abbiamo inserito per questa ragione qua, per fare almeno una piccola menzione sui mutos e sui mutetti, che restano anche, non saranno la parte, magari la parte della gara dove il gruppetto di super esperti e super intenditori prende, se ne va al bar a prendere il caffè o a bersi una birra, perché torniamo dopo i mutos, però è una forma di presunzione eccessiva, anche se sociologicamente è una cosa che succede, perché essendo la forma più o meno semplice è difficile che lì il cantatore tiri fuori una grande invenzione. Difficile, bisogna vedere il cantatore, perché se il mutetto lo sta cantando questo signore o un altro grande cantatore di questo periodo, lo rende vivace e piacevole e meritevole di essere ascoltato, anche se sembra apparentemente una filastrocca semplice. Non è così, basta ascoltare i mutetti incisi dai grandi cantatori degli anni 30, da Regino Rosso, da Desole, da Porquedo, a pelle d'oca. Quindi anche da un canto più semplice è il canto, più il cantatore riesce a emozionarsi, vuol dire che il cantatore è veramente grande. Adesso abbiamo l'ultimo ascolto, vero? Sì. Questo l'abbiamo scelto per quelle ragioni, l'abbiamo scelto, ve lo dico dopo, adesso lo ascoltiamo. Inside
chiudere con quest'ultimo disco, i limiti del tempo che ci eravamo imposti, perché tra le due grandi famiglie del canone, dei 10-12 moduli canori del canto a chitarra, almeno quelli eseguiti normalmente, lasciamo da parte le invenzioni, si individuano due ambiti. Ci sono i canti aperti, cioè dove la creatività è al massimo, e poi ci sono i canti cosiddetti classici, perché li chiamino classici non ve lo so dire neanche io, però sono sostanzialmente 4: il mi e la di origine probabilmente bosana che avete sentito fino adesso, il si bemolle, il fa diesis e la disperata che avete ascoltato prima. Perché sono canti particolari che i musicologi classificano a parte? Perché hanno sostanzialmente una struttura chiusa. Si può giocare sulla bravura, sul melisma, sul gorgheggio, però modificarne la linea melodica non è possibile, per pena, non è che non sia possibile, pena il mancato riconoscimento del canto da parte dell'ascoltatore, perché questi canti nostri sono anche un fatto identitario. Quindi, essendo un canto identitario, io sì posso introdurre una modica quantità di innovazione, di personalizzazione, qualcosa che possa andare a stuzzicare l'ammirazione e la curiosità di chi sta ascoltando, ma devo anche restare con un piede nel canone, perché se sto con tutti e due i piedi fuori dal canone mi dirà: tu sei molto bravo, però gusto non scanta chitarra. Quindi la nostra cultura è fatta anche di queste cose qua, è fatta di manutenzione dell'identità. L'identità è una cosa preziosa, la tradizione serve a nutrire l'identità ed è altrettanto preziosa, però come diceva un grande musicista tedesco del periodo d'oro del romanticismo della musica europea, la tradizione è una cosa bellissima, però il modo migliore per tenerla viva, per onorarla, è di tenere il fuoco acceso. Se invece voi andate a onorare le ceneri, a venerare le ceneri, come fa qualcuno che ha creato un mito, dopo quello non si canta più a chitarra perché è morto Pinco, e allora non state rendendo una buona omaggio alla tradizione. La tradizione è ascoltare i ragazzi che cantano, sperare che continuino a cantare, sperare che un domani venga fuori un cantatore nuovo che ci emozioni, o un modo nuovo di interpretare questo canto qua. Questo è il senso, secondo me, di continuare oggi ad ascoltare queste bellezze che ci vengono dal passato, però anche essere disposti ad ascoltare le bellezze che ancora oggi ci possono venire dal presente e da coloro che ancora tenacemente riescono a coltivare queste forme d'arte musicale raffinatissime, perché non lo diciamo noi, ma ce lo dicono fior di musicologi a livello mondiale, che sono forme raffinatissime. Tra l'altro dentro una ricchezza espressiva che quest'isola, con 1,5 milioni, compresi cani, gatti e galline, riesce a presentare sul mercato della musica popolare internazionale, ha pochi rivali, quindi questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Quindi un motivo di orgoglio e di identità deve essere anche quello. Abbiamo prodotto in tanti anni delle belle cose, poi come siano arrivate, che questo sia un merito degli spagnoli o di quelli, importa poco, importa le emozioni che sono in grado di dare e le cose belle, sempre variate, sempre nuove, che sono in grado di portare alle nostre orecchie. Questo è il senso, il mio modo di vedere. Direi che potremmo chiudere così. Vi voglio solo far vedere l'ultima foto, perché è interessante dal punto di vista filologico, perché non so se ci avete caso, abbiamo iniziato con la voce di Giovanni Soggiu, quindi con diciamo non grandissimo, diversamente grande, quindi non con Mario Scano, con Cicchedo Manoni, con cui è come quella pubblicità televisiva, ti piace vincere facile, no? E abbiamo finito con la prima voce che cantava Giovanni Soggiu. Beh, questo signore qua seduto con quest'aria un po' stravaccata è proprio Giovanni Soggiu, e ce ne siamo accorti recentemente perché in tutte le didascalie di questa fotografia, questa è tratta da un libro famoso, è apparsa su più libri famosi, e qui i personaggi sono Mario Scano, il fratello Giovanni che suona la chitarra, Luigino Cosso. Questo signore tutti lo avevano identificato come Giuseppe Pugeti di Sedi, un grandissimo cantatore, uno di quelli che io adoro, proprio fanno venire la pelle d'oca, con i pregi e i limiti che poteva avere, ma era eccezionale. Però in realtà non è Pugeti. E io avrei scommesso fino alla fine che quello fosse Pugedi, invece un mio caro amico, molto, molto esperto, molto bravo, molto preparato in canto a chitarra, che si chiama Antonio Caria, che oggi non è potuto essere qua, si starà rodendo le mani, e avrebbe voluto essere qua.
mi ha tirato fuori una serie di fotografie di questa stessa gara, di questa stessa circostanza, dove invece, siccome sono in piedi e le inquadrature sono diverse, si vede benissimo che è Nanni Suggiu. Ma io fino all'ultimo, se non mi avessero fatto vedere quelle foto, avrei pergiurato che questo fosse Pugelli. Invece no, è Nanni Suggiu, anche se sembrerebbe non essere lui, se lo si confronta con le altre foto che... È vero, non sembra lui, però è lui, perché adesso non ho fatto in tempo a prepararle per portarle, però prometto che le mando almeno all'archivio, così l'archivio, se vuole, le può rendere pubbliche. Ci sono altre 2 foto della stessa gara dove invece è straevidente, perché è proprio identico alle altre foto di cui disponiamo. Ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Prima ha nominato Emanuele Bazzoni. Sì, è un giovane, a differenza di De Muro lui non fa la lirica. Vuol dire che è impegnato ancora con il canto in re e c'è speranza che i giovani dotati come lui possano continuare. Franceschino ed Emanuele sono tutti e 2 malati di canto chitarra, non guariranno mai. Hanno fatto scelte diverse. Francesco ha intuito che c'era una possibilità, ha avuto la testardaggine di continuare. Queste cose ve le racconto perché mi posso permettere di raccontarvele, perché me le ha raccontate lui e perché mi ha dato il permesso di parlarne. Tra l'altro c'è, anche di quello ti può mandare qualcosa, sulla rivista europea di musicologia è uscito un articolo circa un anno fa, scritto da me e da un musicologo molto bravo, guarda caso un marchigiano che conosce benissimo il canto campidanese, più di tutti i campidanesi che conosco io, e ha avuto questa idea di intervistare Franceschino. Siamo andati a trovarlo qualche anno fa, lui era già un tenore affermatissimo, e abbiamo avuto occasione di fare 2 chiacchiere e ne è scaturito un articolo in cui la parte didascalica, cantologica l'ho curata io, la parte musicale delle indagini invece sul vibrato di Franceschino, come era prima di dedicarsi anche alla lirica e come è diventato adesso, proprio dal punto di vista dell'analisi strumentale, l'ha curata Paolo Bravi. E durante quelle chiacchierate Franceschino ci ha spiegato bene come è nata questa possibilità / volontà di fare un salto verso la grande lirica. Poi dopo quelle chiacchierate è diventato ancora più famoso. Adesso l'eccezione da sabato sarà a Napolia per una commemorazione di Peppino Pippia, del famoso filarmonicista. Però sono quegli spazi che si aprono o non si aprono. Anche Emanuele l'ha valutata questa cosa qua. Però secondo me, siccome è un ragazzo intelligente, secondo me ha valutato che, pur avendo una voce meravigliosa, perché la voce Emanuele, se proprio dovessimo fare una classifica in termini di timbro e di colore di voce, attualmente non ha uguali. Quando sono insieme. Sì, ovviamente, sono gemellini, cioè sono cresciuti assieme. Poi, ripeto, Francesco ha avuto coraggio e ha avuto anche più possibilità, ha studiato, eccetera. Emanuele penso che abbia provato, però, ripeto, se ha sentito che non erano nelle sue corde o che certi risultati non erano facilmente raggiungibili, bene ha fatto, perché grazie a quello ce l'abbiamo come cantatore. Se dobbiamo ragionare da appassionati prima di canto sardo e poi di lirica, ci piace anche la lirica, però dobbiamo ragionare egoisticamente. È meglio che Emanuele sia rimasto a cantare a chitarra. Ma ripeto, sono tutti molto bravi, ce ne sono, e questa è la mia risposta a chi oggi in modo molto generico svaluta i cantatori di oggi. È un'operazione sbagliatissima, non per quella cosa, per quella citazione di Gustav Mahler che vi facevo prima su tenere acceso il fuoco per la tradizione, ma perché non ha proprio senso, perché se avesse posto la stessa domanda nel 1950-60 alla generazione di mio padre sui cantatori di allora, vi avrebbe detto la stessa cosa, avrebbe detto sì, sono bravi, Cubeddu, Cavizza, Pugellu, e sono tutti bravi, ma Esole, Gesole, Porquedo, vanno avanti così le cose, no? Cioè rivoluzionari da giovani e conservatori da anziani, però quello rientra nel giro delle cose della vita normale, compresa l'arte di cui ci piace occuparci. Bene. Grazie a Salvatore Carboni per la passione con la quale ci hai
illustrato questo mondo del canto a chitarra. Probabilmente adesso quando ci troveremo davanti a un palco dove ci sono i cantatori a sta chitarra, magari ne capiremo qualcosina in più. Quindi grazie per essere stati qua. Noi abbiamo già in programma un altro evento che si terrà mercoledì prossimo, 19 aprile, al Museo Archeologico, e sarà una serata che si intitola Olbia per Pino. Abbiamo giocato un po' sul nome Pino d'Olbia, Olbia per Pino, per rendere un omaggio a Pino d'Olbia, che è scomparso circa un anno fa. È stato autore di grandissimi successi. Abbiamo voluto coinvolgere per questa serata, oltre che i musicisti che hanno suonato con lui nel corso di 50 anni, 60 anni di musica, anche alcuni giovani che così rinfrescheranno queste canzoni e le eseguiranno con un arrangiamento magari dei nostri giorni. Siccome le spese ci sono sempre, vi invito a prendere un bigliettino se vi fa piacere, per donarci il 5 per 1000 nella vostra dichiarazione di redditi, così lo portate al vostro CAF, al vostro consulente commercialista, e ci mettete il nostro numero di codice fiscale. Quindi vi aspettiamo mercoledì prossimo al museo e buona serata a tutti. Grazie ancora a Salvatore.